Noi con Oggi lanciamo una campagna, non contro qualcuno ma per, denunciando per l'appunto quanto sta accadendo e rivendicando nei confronti del governo e chiedendo alla Regione, che ha un ruolo importante, di provare, come dire, ad invertire le politiche che ci hanno determinato e ci hanno portato in questa situazione. Senza risorse e personale, la sanità pubblica collassa. Parte da questo slogan e dall'ospedale di Mestre la campagna con raccolta firme della CGIL che chiede alla Regione Veneto di farsi portavoce in conferenza Stato-Regioni per il rifinanziamento del fondo sanitario, il reclutamento straordinario di personale e l'aumento di accessi alla formazione del personale medico e delle lauree sanitarie nelle università. Le politiche operate in questo Paese e di riflesso in questa Regione hanno visto nel contenimento della spesa pubblica e quindi nel blocco delle assunzioni e nel blocco dei contratti il fenomeno che ha determinato una delle maggiori sofferenze che noi stiamo vivendo. Le liste d'attesa, anche nelle prestazioni ordinarie, si determinano perché manca il personale, al di là dell'emergenza Covid che ha ulteriormente manifestato criticità già presenti e quindi c'è l'allungamento delle liste d'attesa, ci sono i cittadini che si pagano in proprio le prestazioni perché quei tempi non riescono ad essere rispettati da parte delle aziende. Più in generale, la riduzione di personale subito dalle amministrazioni pubbliche locali negli ultimi 10 anni è stato del 16%, con ricadute evidenti sui servizi al cittadino. L'esempio che possiamo dare classico è la riduzione dei posti negli asili nido e nelle scuole materne, uno dei problemi che si scarica maggiormente sulle famiglie o, per stare anche a cose più semplici, i 2 mesi di attesa agli uffici anagrafe per avere un appuntamento per il rinnovo della carta d'identità. Tutti i processi che in qualche maniera si scaricano sui lavoratori ma soprattutto si scaricano sulla riduzione evidente dei servizi al cittadino.